Lo slogan scandito oggi dai lavoratori della Gas Jeans è diventato anche un hashtag virale nel web. I 200 dipendenti di Chiuppano, di uno dei marchi più famosi del denim a livello nazionale, sono inondati da messaggi e gesti di solidarietà da parte di enti e semplici cittadini in maniera trasversale. L'azienda è a rischio fallimento. Al concordato proposto per il suo salvataggio si è opposto a Dea Capital, la società che detiene la maggioranza del debito, nonostante a favore del concordato si fossero espressi tutti gli altri creditori. Eppure l'azienda ha prospettive di crescita incoraggianti, con un utile netto ad oggi di 7 milioni di euro. Al momento sembra dunque inevitabile il drammatico epilogo del licenziamento dei lavoratori, che oggi hanno lanciato una richiesta di aiuto a tutte le istituzioni, in primis alla Regione Veneto. Perdere questo tipo di esperienza, questo tipo di know-how, questa qualità nel lavoro sarebbe veramente un danno per questo territorio. Quindi noi tenteremo come Regione Veneto di fare pressione istituzionale per far ritornare sui propri passi chi non ha aderito al concordato, per far continuare a lavorare 200 famiglie che sono direttamente interessate, ma anche tutto l'indotto che in questa zona per gas è molto molto importante. Oggi era fondamentale essere qui davanti alla Gas, un'azienda storica del nostro territorio che non può chiudere. Non può chiudere perché ci sono tutte le condizioni perché Gas prosegua, ci sono le condizioni economiche, è un'azienda che in questo momento funziona. È impensabile che per ragioni legate alla finanza un'azienda così salti, per cui tutti impegnati fino in fondo per salvare questa azienda.